Senatore Amidei, alla fine di questa giornata, una giornata particolarmente intensa, ha visto alti e bassi, un filo di lana tra voi e Barbierato. Purtroppo però il vostro gruppo non va al ballottaggio. Che rammarico può dire? Il rammarico è ovviamente legato al fatto, più che al ballottaggio, arrivare ad una vittoria. La vittoria non è stata possibile, il risultato politico nostro è stato eccezionale comunque, perché stiamo parlando di un confronto con i partiti Forza Italia e Lega che erano nell'altra lista, comunque vincente ad oggi almeno di Bovo, che una Forza Italia ne esce con l'1,92 e la Lega col 3,45. Noi abbiamo il 13% e in una lista che raggiunge e sfiora il 25%, tutta la coalizione nostra della lista. Quindi il risultato politico è molto buono. Non siamo arrivati per pochissimi voti al ballottaggio, ma devo dire che può anche essere un'opportunità nell'eventualità per fare un ragionamento di coalizione, ciò che non è stato possibile prima. Quindi alla fin fine io vedo comunque il bicchiere mezzo pieno, anche se a metà, ripeto, e l'avremmo preferito tutti pieno. E il rammarico di non aver fatto una lista unica, che magari potevate già festeggiare al primo turno? Al primo turno, questo è ovvio. E forse, perché quando si compete si porta più voti, questo ormai è matematico ed è stato dimostrato, quindi probabilmente il consenso in una lista unica sarebbe stato anche minore, forse avremmo vinto al primo turno, ma forse no. Le condizioni per andare avanti e per una eventuale collaborazione ci sono tutte, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, come è successo a Verona. Il sindaco uscente Boarina quella volta ha deciso di non allearsi con Tosi e ha perso. Ognuno è libero di rispondere a se stesso e ai propri elettori in primis. Va bene, in ogni caso Fratelli d'Italia si è dimostrato il primo partito. Sempre Fratelli d'Italia, è stato grande soddisfazione per me come politico, come rappresentante di Fratelli d'Italia, e con grande orgoglio ancora il partito di Giorgia Meloni primeggia su tutti gli altri partiti.